Vabbè no! Oh la S! Salve amici di Quadramax e benvenuti in questo nuovo video. Terzo episodio della serie Karting Vlog Vita da Kartista. È da un po' di tempo che non ritornava la serie qui sul canale e sarà una sorta di ritorno al passato, perché oggi ritornerò per la prima volta dopo quasi 6 mesi a fare una gara sprint sui kart rental. L'occasione è nient'altro che una wild card che oggi disputerò con gli amici del Karting Veneto e lo farò in quel del Chioggia Kart e sarà la mia prima visita da quando è stata cambiata totalmente la flotta col passaggio da ISO-D a ICRG, e anche volevo approfittarne per raccontarvi una storia. Ritornando al lato prettamente sportivo, gara molto semplice, format molto semplice, ovvero qualifiche, gara 1 e gara 2, e molto probabilmente ci sarà anche una bella sfida tra me e Nicola Baldan, proprietario della pista, nonché campione italiano TCR 2017, per cui uno che ne sa. Per quanto riguarda la storia, è una storia che praticamente deve essere d'esempio per tutti quanti noi. La conoscete la leggenda dell'araba fenice? L'araba fenice nient'altro è che un uccello leggendario che ogni volta che moriva rinasceva dalle proprie ceneri, ed è un po' quello che è accaduto a Chioggia Kart, perché comunque è sempre stata un'attività di successo, molto ricettiva sia per la zona di sottomarina, veniva gente da molte parti sia del Veneto ma anche oltre, tutto andava fino verso giusto, tante novità quest'anno, appunto rinnovamento della struttura, della flotta, una leggera modifica alla pista di cui vi porterò anche una guida, ma una notte scoppiò un incendio. Diciamo che è stato un brutto colpo per tutti quanti noi amanti del rental karting o comunque chi corre molto spesso a Chioggia Kart. Devo ammettere che appena ho sentito la notizia mi si è spezzato il cuore pensando a tutti i sacrifici che hanno fatto Nicola e Martina per rendere importante e sempre migliore quell'impianto di Chioggia. Non si sa chi sia stato, perché sinceramente non voglio mettere le mani sul fuoco che possa essere stata una cosa voluta per intascare soldi e così via, però diciamo che di danni ce ne sono stati, basti pensare che se non sbaglio sono andati in fumo circa una ventina di kart e danni alla struttura e così via, ed è in questa situazione che è venuto fuori, diciamo, una caratteristica che noi veneti, ma che anche tutte le altre regioni d'Italia hanno dentro di sé, ovvero la capacità di rialzarsi dalle proprie difficoltà e di ritornare più forti di prima. In pochissimo tempo la pista è stata liberata da quelli che erano tutti i cavilli giudiziari per quanto riguarda l'area sotto sequestro e così via, in tempo utile per far disputare la prima tappa della Sprint Cup del Chioggia Kart. Ad ulteriore riprova comunque che il nostro è un ambiente sano, molto spesso criticato ma sano, e c'è stata anche la grandissima gentilezza e umiltà d'animo del signor Tinini, che è il proprietario della CRG, che ha dato una grossissima mano con pezzi di cambio, comunque mezzi nuovi, alla struttura di Nicola Baldan. Ebbene, oggi si ritorna al passato ed è giusto anche raccontarvi questa storia. Vabbè no! Vedete gli zai, Nico! Vedete gli zai! Ma pesi? No, non sono pesi. Ah. Bueno, non ci sono pesi, allora non vincerò mai. Vabbè. Guarda che bella, una nuova struttura, gran figata. Ah, Madonna che largo che è. Oh che belli che sono i CRG. Oh, hanno allargato la sezione, bella. Oh, la S. Come l'hanno modificata da... devo un po' interpretare bene questa S, cazzo.
perso tanto. 42,9. Cazzo, ma a me scivola tantissimo. Mamma mia che caldo, veramente. Sto guardando i tempi delle qualifiche, 5 minuti, alla fine è stato modificato il format, 5 minuti di qualifiche più 20 minuti di gara e ho fatto 42,6 che è un secondo dalla quarta piazza. Il pollo ovviamente, il buon Nico Badan che ha fatto 41,2, però c'è da dire anche una cosa, che io peso 87 kg in questo stato qui e non verranno utilizzate le zavorre. Benché io sia appena venuto a scoprire che Nico pesa 88 kg e la cosa mi sconvolge altamente, per cui quel secondo che c'è di differenza tra me e lui è solamente guida e basta. Adesso un piccolo break e dopodiché ci butteremo in gara e credetemi sarà veramente torrida. Oh, che chiusura ragazzi! Ma a me scivola tantissimo quel frenata. Ah, troppo largo! Mi si è girato davanti, non è che posso fare i miracoli. 42,1, sono sempre lì, che pelo alle gomme. 41,9, alleluia! Oh, alleluia, alleluia! Guarda, mi sta recuperando, no, non ci penso minimamente! Che cazzo! Ma che tratta è questa, dai! Ma scusa un attimo! Vabbè, guarda che mi ha costretto all'errore, dai! Si è lanciato dentro come un kamikaze, ma che storia è? Boh, non lo so. Devo ammetterlo che è stato bello sudato questo ritorno alle origini, mi sono divertito tanto, fin fine P5 in qualifica e P4 fantasma in gara, perché comunque
comunque la gara l'ha vinta il buon Nico Baldan, come era da pronostico. Io diciamo ho pagato tanto il fatto che non si corresse con le zavorre, però non importa, l'intento non era quello competitivo, l'intento è quello di divertirsi, per cui sinceramente mi permetto di consigliarvi come primo campionato di approccio al mondo rental, se siete della zona del Veneto, quello degli amici del kart di Veneto, di cui vi lascerò in descrizione la pagina Facebook. Diciamo che poi è stato anche bello rivedere Nico dopo tutto quello che è successo, cioè proprio io davanti a me, davanti al parcheggio, ho ancora i kart carbonizzati dall'insegno, veramente è una cosa che mi si spezza il cuore veramente per quello che è successo. Io spero che venga preso il responsabile il prima possibile, perché una cosa simile sinceramente fa veramente schifo. Il layout della pista è un po' più rognoso per chi magari pesa un pochino di più e bisogna saperci un attimino anche girare. Ovviamente, come ho detto all'inizio, ci porterò una guida. Per questo ritorno alle origini, come ho detto, è tutto. Vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare su tutti i social che trovate in descrizione, Facebook e Instagram. Passate anche da Twitch, perché magari nel periodo di tranquillità, magari da gare, porterò qualche live, così qualche chiacchierata in compagnia. Devo proprio ammetterlo, con questo campionato ho ritrovato lo spirito del Play Kart Veneto, per cui promosso a pieni voti. Dal vostro da Max è tutto, ci vediamo nei prossimi video, alla prossima!